quest'estate del 2023, proprio poche settimane dopo aver celebrato un altro momento bello con la nazionale siciliana. Intanto fallo di Antona su Civello, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Fischia l'arbitro, la rincorsa di Palazzo che cerca la porta, c'è la deviazione e la palla che non inquadra la porta. Cerca adesso di prima per Mangiapane, triangolo che si chiude, ancora Licata contro Giordano, la sterzata del 21, palla dentro, Marrone, controllo e tiro! Attraversa tutto lo specchio della porta, non arriva neanche Colley, occasione Gemini. Nuovamente da Colley che colpisce in maniera sporca. Ovusu, Batayev, controlla a seguire, ancora Batayev, ingresso in area, serie di finte, palla per Colley che scucchiaia su Marrone, Marrone calcia e sorvola la traversa e Marrone addosso a Palazzo. Perri, tocco per Rosella, corre il capitano del Mazara che mette in mezzo il pallone, Perrone non impatta con la sfera che Maniscalco prova ad andare, Maniscalco va sul fondo, però pone il cross, Perrone, poi la palla rimane lì e la traversa colpita sotto misura da De Santis ad un passo dal vantaggio il Mazara. Angelo Rosella, c'è il fischio, la battuta direttamente in porta, la sfiorata forse De Miere, non se ne accorge. Ancora un 3 contro 3 perché il Gemini è molto sbilanciato in avanti. Allora Perrone contro Messineo, in uno contro uno favorevole, Perrone al limite, calcia, palo! Il palo di Perrone a salvare De Miere, a salvare il Gemini. Ci rimane 0-0. Avanza Muratore, scambio con Mormino, Muratore, destro dal limite, fa la barba al palo, si è disteso Russico ma nulla avrebbe potuto, si rimane 0-0.